Al via oggi un importante corso di formazione della CGIL, si discuteranno delle nuove tematiche sociali, quota 100, reddito di cittadinanza, insomma una formazione, una CGIL sempre al passo con i tempi, segretario. Sì, noi vogliamo ulteriormente allargare la platea dei soggetti che saranno messi in condizione di dare risposte alle persone. Noi abbiamo già una rete diffusa nel territorio e capillare di uffici dell'Inca, del Patronato Inca, ma a questi aggiungiamo una serie di persone che formiamo con iniziative come questa, che daranno una mano d'aiuto a dare sempre risposte di qualità, ai lavoratori che si rivolgono sempre in maniera più numerosa ai nostri servizi. Quindi il corso di oggi è anche innovativo perché mette insieme le categorie del pubblico impiego. Noi abbiamo puntato sulla previdenza del pubblico impiego perché lì abbiamo qualche deficienza in più e quindi vogliamo colmarla rapidamente e offrire un servizio di qualità anche in questo settore. Quante saranno le lezioni che farete? Ma il corso è articolato nella giornata di oggi e di domani per intanto, poi vedremo nel futuro, sempre con questa piccola classe che mettiamo su ora, come sviluppare ulteriormente, perché è chiaro che i temi della previdenza sono temi complicati, che non si possono imparare in pochi giorni se non si ha già una preparazione di base, però la strada è quella giusta, cioè noi puntiamo a servizi di qualità. Recentemente avete aperto anche dei nuovi uffici in provincia di Agrigento. Sì, l'abbiamo fatto a Canicattì e a Porto Empedocle, che ci siamo trasferiti, sono nuove sedi per avere un servizio migliore, più efficiente, insomma anche in sede più dignitose, per garantire sempre appunto questo standard di qualità. Noi ci candidiamo a essere, ci sono tanti patronati, tanti CAF, ma i CAF nostri, il nostro patronato sono CAF di qualità e sono patronati di qualità, su quello dobbiamo puntare se vogliamo vincere la sfida ed essere più percepiti come migliori nel territorio. Noi abbiamo immaginato di organizzare questo seminario formativo per 16-17 delegati della CGIL che provengono dal settore della scuola, dal settore del pubblico impiego e del sindacato dei pensionati, perché intendiamo realizzare un collegamento tra i lavoratori attivi della scuola e del pubblico impiego e accompagnarli fino alla loro pensione, creando degli sportelli che servono per dare le informazioni adeguate per accompagnarli dal punto di vista normativo alla pensione. Dopodiché questi sportelli, questi nostri delegati avranno il compito, oltre di spiegare la normativa, avranno il compito anche di, attraverso la ricognizione del sistema, cioè della loro contribuzione, dei contributi versati, fare il calcolo della pensione e quindi accompagnarli fino all'ultimo stadio. Noi stiamo facendo questo corso di formazione che è il primo step di un altro corso che faremo in seguito per il completamento della parte formativa rispetto a questo settore. La richiesta è forte e noi intendiamo colmare tutto quello che non c'è stato finora, anche dal punto di vista dell'informazione ma anche dell'assistenza e dell'accompagnamento fino al raggiungimento dei requisiti della pensione. Quanto è importante e quali saranno gli obiettivi alla fine del corso? Gli obiettivi è fornire sempre di più ai cittadini, ai lavoratori, alle lavoratrici, in particolare in questo caso del pubblico impiego, servizi di qualità sulla previdenza che come sappiamo cambia continuamente e quindi facciamo gli aggiornamenti di questi cambiamenti continui per rispondere alle esigenze delle lavoratrici del pubblico impiego, della scuola e di tutti i cittadini che lavorano anche presso le aziende private. Ecco, il ruolo del patronato è importante perché in questi ultimi giorni sono tante le competenze, il reddito di cittadinanza, quota 100, insomma bisogna dare delle risposte adeguate anche ai tanti utenti che chiedono notizie e informazioni. Sì, ha detto bene, perché muoversi nell'ambito della previdenza, dell'assistenza e dello Stato sociale diventa sempre di più complicato perché ci sono una miriade di norme da conoscere bene e quindi il patronato è a disposizione di tutti per esercitare i propri diritti.